Il deserto. Guardo Gesù nella sua agonia la notte prima di morire. Gli sto molto vicino e lo vedo che cerca l'aiuto degli uomini, ma nessuno può raggiungerlo. È assolutamente solo dinanzi alla sua morte. Metto a raffronto tutto ciò con il calore e l'intimità del cenacolo dove si trovava poco prima. Mentre osservo, mi rendo conto che l'uomo raggiungerà finalmente un accordo con Dio, con il destino e con se stesso solo quando oserà cercare la solitudine. Cerco di capire cosa significhi essere soli. Vivo in un deserto, niente libri, niente lavoro, nessun suono di voce umana. Un giorno intero, una settimana, mesi. Vedo come reagisco quando devo contare solo su me stesso. Quando mi viene strappato ciò a cui usualmente ricorro per evitare di concentrarmi su me stesso. Il lavoro, la compagnia della gente. Poi immagino me stesso nella solitudine di una cella carceraria. Muri insonorizzati, una stanza angusta, la tenue luce di una lampadina per tutto il giorno, mai la vista di un volto umano o di un qualche essere vivente o del sole o del cielo. Mai un suono di voce umana o della natura. Per settimane, per mesi, senza sapere quando finirà. Infine, mi trovo ormai in coma. Posso udire le parole della gente e avvertire il loro tocco, ma non posso stabilire un contatto con loro. Poi ritorno a vivere, alle mie pene, al mio lavoro, alle mie comodità e ai miei affetti, al mondo degli esseri umani, ma mi rendo conto di non essere più lo stesso dopo essere stato esposto ai rigori della solitudine. Di tanto in tanto il mio cuore torna a Gesù nella sua agonia. Lo osservo alle prese con il suo Dio e il suo destino. E questa vista mi dà una saggezza che nessun rimuginio mai riuscirebbe a darmi. Su ciò soffermo pensiero e immaginazione.